I temi che ci siamo dati di approfondimento sono sicuramente la qualità e l'innovazione, il tema della donna e quanto importante è all'interno delle aziende e in generale l'impresa. Perché questa cosa? Ma perché noi siamo profondamente assorbiti da un territorio come questo, per esempio, come il territorio da cui vengo io, da Bassano del Grappa, che ha una struttura produttiva, che ha sempre avuto una struttura produttiva particolarmente intensa e vissuta con grande intensità. Se noi ancora possiamo accarezzare l'ipotesi di un futuro positivo, lo faremo sempre e solo grazie alla capacità di fare impresa della nostra gente. Qui noi abbiamo delle persone che oggettivamente ce la stanno facendo. Bene, io comincerei da una signora, per forza di cose. Antonella, sei al centro, falegnameria Campo. Allora, in 2 parole, voi potete trovare la descrizione di cosa fanno questi signori nel foglietto che avete davanti, quindi se siete curiosi potete vedere qua, potete vedere in quel foglietto. Ci racconti come la falegnameria Campo ha affrontato questo periodo che non è esattamente il più facile della storia del nostro paese? Allora, innanzitutto pensando alla formazione, cioè cambiando il sistema che c'era prima, dal mio laboratorio, il nostro laboratorio chiuso, ci siamo aperti a tante contaminazioni, abbiamo cercato di vedere cosa succedeva intorno, abbiamo studiato, stiamo studiando, io che vado sempre in giro, mia sorella che ha scelto i chiodi e la segatura e la chiamiamo la signora falegname, mio fratello, e insieme anche ai nostri ragazzi abbiamo fatto squadra, abbiamo cambiato proprio il modo di porci con gli altri e ci siamo istruiti e stiamo ancora correndo per imparare, per cercare di trovare una strada diversa con tante persone che abbiamo incontrato, con eventi anche come questo dove conosci altre aziende, dove capisci che hai tanti punti in comune e dove nascono anche delle sinergie. Prima restavamo lì e aspettavamo che arrivasse qualcuno a chiederci cosa volevamo fare. E le cose dopo che avete avuto questo approccio sono cambiate rapidamente o avete dovuto faticare molto? Abbiamo faticato molto, è da 1 anno e mezzo che lavoriamo in questo senso, è stata dura, però ci è voluto molto impegno, ma il fatto di essere tutti uniti, di avere anche i ragazzi nostri dalla nostra parte. Voi siete dei fratelli, giusto? Noi siamo 3 fratelli, abbiamo 4 dipendenti con i quali condividiamo ogni passo che facciamo e questo è stata una forza, perché anche loro chiedono: ma allora sei andata lì, cosa è successo, cosa ti hanno detto, e tutti partecipano a questa cosa qua. Allora, mi interesserebbe sapere adesso l'opinione di Astrid. Astrid è in rappresentanza della Monta Export, sei in quota rosa, nel senso che poteva essere un maschio e una femmina, essere qua, hai preferito esserci tu, no? E allora a me interessa proprio questo tema, come donna, nel senso, che valore aggiunto dà la donna nella vostra azienda? C'è qualcosa che in qualche maniera differenzia l'approccio femminile da quello maschile? C'è qualcosa per cui la donna dà di più in un mercato come questo? Allora, diciamo che nel suo storico il riscaldamento a legna ha sempre avuto una valenza molto maschile, perché è sempre stato un prodotto molto tecnico. Lo scopo principale era riscaldare, di conseguenza, però ultimamente, nell'ultimo periodo, è un prodotto che si è evoluto molto e diciamo che la parte emozionale che è legata al riscaldamento a legna sta diventando sempre più importante e forse la donna in questo senso può sicuramente dare qualcosa in più, anzi vediamo proprio che quello che ci motiva anche proprio all'interno della nostra azienda è veramente il riscontro che abbiamo dalle persone che hanno acquistato per esempio i nostri prodotti, che ci dicono che è il migliore acquisto che abbiano fatto, e proprio
siamo noi stessi a amare ed essere proprio appassionati di questo prodotto, cioè noi d'inverno parliamo di stufe, di caminetti tutto il giorno, però poi torniamo a casa la sera e abbiamo solo voglia di accendere il fuoco, di stare a casa, vivere questa emozione che comunque è molto autentica, molto conviviale. Avete cambiato molto il vostro modo di fare marketing negli ultimi anni? Perché sentivo prima qualcuno che guardava i caminetti e mi diceva loro sono bravissimi nel marketing, e quindi mi incuriosisce questa cosa. Insomma, seguiamo un po' le tendenze, abbiamo comunque nei social, ovviamente nel web, sì, cerchiamo di muoverci il più possibile, sempre sfruttando molto il valore emozionale del caminetto a legna, del fuoco a legna, e questo valore che è molto ancestrale. Noi pensiamo che il fuoco sia qualcosa di molto ancestrale, cerchiamo di trasmetterlo e di far appassionare tutti gli altri quanto lo siamo noi, insomma. Allora interessa, se puoi passare il microfono a Elisa. Perché Elisa, nella storia della vostra famiglia c'è un passaggio dal settore metalmeccanico a un'idea più di design, corretto? E quindi io credo che non siano mai gratuiti questi cambiamenti, nel senso che sì, certo, c'è una piattaforma su cui ci si può appoggiare e che in qualche maniera aiuta, però non è tutto facile il passaggio. Ci racconti un attimo di cosa è successo, cosa fai e di cosa si tratta questo passaggio? Allora, l'azienda di famiglia, come hai detto, lavora nel settore metalmeccanico da una quarantina d'anni e fa dei contenitori metallici per l'industria, per qualsiasi settore. L'idea neonata, che è partita da me e mio fratello, è proprio ricreare uno studio del contenimento, quindi non solo industriale ma anche ad uso privato, nell'ottica del design. Perché? Perché abbiamo voluto rivedere il Made in Italy e il design proprio partendo dalla storia italiana, ok? Quindi quella industriale in senso stretto. Non abbiamo voluto banalizzare il concetto né del contenimento né dell'industriale, abbiamo per questo voluto ricreare una linea studiata, parallelamente anche con uno studio della green economy, della sostenibilità, eccetera, eccetera, per creare qualcosa di nuovo. Quindi senza spreco, senza banalizzare anche lo scarto di lavorazione, abbiamo cercato di dare importanza a qualsiasi cosa, sempre col gusto italiano. Ci fai un esempio? Sì, stiamo facendo uno studio assieme a un designer già navigato, con un nome, proprio partendo dagli scarti di lavorazione, creando degli oggetti di puro gusto, con una linea nuova, che dà materiale che sarebbe proprio di scarto, che sarebbe nella sostanza rifiuto e che invece diventa arredamento. Ovviamente non si tratta di mera immondizia, ma... No, certo, scarti di lavorazione. Esattamente, quindi li vedrete presto. Quindi un'altra maniera per tirarsi fuori dall'impiccio con un paradigma totalmente nuovo, quello del riciclo di cose. Riciclo, sostenibilità, green economy, economie verdi. E questo funziona a giudicare dei risultati? Questo funziona, piace e soprattutto è quantomeno etico in questo momento. Bella, allora se puoi passare il microfono a Mario Tesser che come troverete scritto su questo breve curriculum che potete portare con voi, dice: ma in questo periodo essere impresa vuol dire fare un'impresa. Possiamo quindi definirci imprenditori eroici, più che imprenditori edili, anche solo per essere qui stasera. Adesso, quando uno scrive una cosa così, no, adesso ha anche il dovere adesso di spiegarcela bene, perché un po' ti prende il cuore. Adesso ce la spieghi come mai siamo imprenditori eroici? Lavoro nell'ambito dell'edilizia e si sa che in questi 2 o 3 anni l'edilizia ha avuto un tracollo importante. Noi ogni giorno ci proponiamo, ormai da tempo, per produrre scusate la ripetizione, dei prodotti che siano innovativi. Ecco perché intendo eroici, perché ci stiamo confrontando con un periodo di crisi epocale, non solo per l'edilizia chiaramente, e fortunatamente
metto questo termine, ci stiamo riuscendo, stiamo producendo delle abitazioni particolari nelle quali abbiamo dato molta importanza alla qualità, le stiamo vendendo, continuiamo a venderle, vendiamo tuttora su carta, cioè su progetto, quindi ciò vuol dire che siamo ancora in un momento in cui l'azienda continua a correre, continua a camminare, continua ad avere successo. È un atto eroico continuare a fare questo tipo di lavoro, perché costruire e vendere non è di poco impatto per quel che riguarda l'ambito economico, e quindi nel momento in cui si riesce a vendere si riesce anche a dare sicurezza alla continuità dell'azienda. Ricominceresti adesso? Dovessi ricominciare da capo? Assolutamente sì, io sono contento di quello che ho fatto, sono il frutto di quello che ho sempre fatto, degli errori che ho fatto e di quello che mi sono costruito nel passato, quindi credo che se questo è il mio modo di operare e mi ha portato a questo, ritengo di non essere nella strada sbagliata. Ok, bene, grazie mille. Se puoi passare palla ad Alessandro Cesca, che tocca a lui, perché dovete sapere che quando ci siamo sentiti Alessandro ha detto: io non so cosa dirvi, ma il lavoro continua ad arrivarmi addosso, non so più come fare. Quindi se cercate un posto di lavoro, no, sto scherzando, però così ci hai detto. Adesso però è davvero fantastico sentirselo dire, nel senso che un'azienda come la SEC Costruzioni funzioni così bene è quanto di più bello si possa sentire. Ma ci spieghi secondo te dove sta il segreto di questa cosa qui? Non lo so. Perfetto. Noi siamo sempre andati avanti, abbiamo visto la crisi, abbiamo visto chi si adeguava alla crisi e noi continuavamo a tenere duro, e abbiamo visto chi ci insegnava a lavorare, chi continua ancora a parlare, chi non parla più, però noi stiamo ancora lavorando. C'era un periodo in cui tutti abbassavano i prezzi, tutti portavano a casa lavori e sono al bar che parlano, e noi stiamo ancora lavorando, quindi nel momento difficile noi abbiamo venduto molto meno, adesso stiamo vendendo 4 volte quello che vendono gli altri. Il budget 2014 l'abbiamo già superato, abbiamo già riempito quasi metà 2015, e questo non succedeva dal 2008, quindi noi abbiamo già un anno di lavoro, quindi vuol dire che sta cambiando qualcosa, è cambiato da 2 mesi e quindi secondo me cambierà per tutti quelli che sono ancora qua, per quelli che non ci sono più, auguri. È un po' profetico, vero? Sembra un po' Nostradamus. No, comunque grazie, questo è un bel messaggio. Ritorniamo ad Antonella, perché io faccio il secondo giro di domande, dopodiché ragazzi vi libero. E accidenti. Allora, Antonella, per te, io so che voi fate un prodotto legato al vino. Al vino, esattamente, adesso magari ce ne parli, e mi piacerebbe capire questo. Voi in termini di innovazione come vi siete mossi? Avete fatto questa cosa che magari se ci spieghi un po' noi capiamo, magari mutatis mutandis, come dovremmo fare per i nostri settori. Cosa avete fatto voi? Prima facevamo un po' di tutto, poi con l'aiuto anche di un designer, di Alberto Casagrande, che è qua presente anche, abbiamo creato un prodotto che è una cantina, ma è una cantina diversa dalle solite, cioè oltre a fare un balzo in avanti come produzione, come innovazione, abbiamo fatto anche un balzo in alto, portando questa cantina dai sotterranei al piano abitato, al piano nobile. Abbiamo creato una stanza che è completamente climatizzata, umidificata, ha un particolare, con la domotica l'abbiamo creata e chiusa come temperatura, perché il vino è una cosa viva e ha bisogno di un suo habitat, di un suo stare.
aperta alla condivisione. C'è una stanza dove in questo vedo io stessa quanto corro, e abbiamo pensato che le persone hanno bisogno anche di un po' di pace, di un po' di stasi, di un po' di condivisione, e diventa quasi la stanza da conversazione inglese dove l'uomo andava a fumare il sigaro. Però ci possono venire anche le donne in questo caso. Okay, certo. Sì. Bene, perché sennò mi cade tutto il costrutto della serata femminile. In questa strada qua ho conosciuto tante donne amanti del vino. E anche tante esperte, anche tante esperte, sì, che apprezzano. A chi è venuta questa idea? Qualcuno o avete fatto un lavoro di gruppo? È venuta in tre, l'abbiamo elaborata in tre, nel senso che ci hanno visti a Milano, in una fiera di Milano, un architetto e un paesaggista di Firenze, e ci hanno chiesto di creare un qualcosa di eccellente da mettere in un appartamento a Firenze, in Piazza della Repubblica, dove ci sono solo eccellenze italiane, dove si accede su invito e dove vengono invitati prevalentemente persone che hanno delle disponibilità da spendere. E lì abbiamo pensato cosa poteva essere che ci poteva distinguere, e insieme è nato questo discorso della cantina. Un po' da loro, da noi. E avete cambiato le regole del gioco. Allora facciamo il giro di prima per rispettare proprio le proporzioni. Allora Astrid, nel tuo caso, nel vostro caso, i vostri prodotti sono di design, quindi sicuramente c'è molto studio. Come comincia questo processo? Come lo nutrite? Come lo fate andare avanti? Quali sono i pericoli che correte e quali non correte più? Sì, noi siamo distributori, non siamo produttori, di conseguenza abbiamo... Ma immagino che la selezione la facciate voi, no? Esattamente, abbiamo selezionato 5 marchi che si distinguono proprio per l'alta qualità, per il design e altre cose, tipo la valenza ecologica soprattutto la qualità delle finiture. Immagino che abbiate dovuto scontrarvi comunque con un mercato che magari non sempre è disponibile a pagare i prezzi del design. Come, scusa? Vi siete dovuti scontrare con un mercato che a volte non vi riconosce i prezzi che il design magari richiede, nel senso che voi avete fatto una scelta di campo, qualità piuttosto che quantità? Sì, assolutamente, ma siamo assolutamente felici della scelta che abbiamo fatto, anche perché abbiamo dato un'identità alla nostra azienda, e questa identità, per questa identità ormai siamo conosciuti, e sicuramente non ci interessa fare grossi numeri, ma piuttosto offrire un prodotto che sia di uno standard elevato, insomma. Anche in questo caso ricominceresti, rifaresti tutto quanto adesso, domani mattina, se dovessi ricominciare da zero? Assolutamente sì, non sono sicuramente tempi molto facili, però noi siamo convinti che il nostro prodotto debba ancora svelare tutto il suo potenziale, che debba ancora essere veramente scoperto, e crediamo a torto che per esempio il riscaldamento a legna sia ancora considerato un modo di scaldarsi un po' all'antica, invece ha moltissimi vantaggi, dei quali molti sono ignari, e noi siamo qua per farglieli conoscere tutti. Bella questa cosa qua. Grazie mille, passi il microfono a Elisa. Grazie. Vabbè, Elisa, se dovessi, questa l'avevo tenuta per te. Se dovessi ricominciare da capo, cosa terresti e cosa getteresti e cosa cambieresti? Allora, terrei sicuramente l'esperienza italiana e il gusto del Made in Italy. Getterei senza ombra di dubbio il carico burocratico che ad oggi castra, così ti avevo scritto, le nostre idee, perché la trasformazione dall'idea al prodotto, che dovrebbe essere l'aspetto di esperienza e il momento più bello per l'imprenditore, diventa veramente un incubo. Un incubo proprio per tutte le difficoltà, specialmente appunto formali e burocratiche. Quindi getterei tutto quello che i nostri politici ci hanno messo in mezzo a livello di zavorra in tutti questi anni. Non me ne vogliono i politici, scusate, ma era doveroso dirlo.
Ecco, anche perché ripeto, poi l'innovazione considerata nel senso stretto del termine significa dar valore al valore, quindi diamo valore al mondo imprenditoriale italiano, cercando soprattutto di semplificare il percorso per la trasformazione in prodotto, che è quello che adesso crea l'impossibilità fisica. Quindi sicuramente la semplificazione, se torniamo un attimo indietro, in questo senso la semplificazione burocratica sarebbe un'agevolazione e un aiuto di tutto pugno, insomma. Una riduzione delle tasse. Sicuramente, un aumento delle tasse. Sì, Mario Tessere chiedeva anche una riduzione delle tasse, ma anche qui sfondiamo delle porte aperte. Sì. Comunque mi fa piacere che tu ricordi questa cosa, perché è un paese che perde la capacità di stimolare l'imprenditorialità, insomma. Ma soprattutto per i giovani, lo dico, certo. Perché i giovani adesso, anche qui si potrebbe parlare a lungo dell'aiuto o meno che danno le banche, comunque vabbè, non voglio entrare. Hai toccato tutti i punti. Sì, appunto. Sei pronta per creare un movimento? In maniera sintetica, ma l'ho fatto. Ha fatto la domanda sul lato eroico. No, ma ha risposto, lei sul lato eroico ha già risposto. Perfetto, grazie Elisa. Grazie. Passa pure palla a Mario. Mario, allora, intanto a te mi andrebbe subito di chiederti come saranno le case del futuro. Questo ci farebbe veramente tanto piacere saperlo. Le case del futuro saranno sicuramente case, e questo è un concetto che io spiego ai miei clienti quando cerco di fargliele acquistare, saranno sicuramente case che si scaldano con un fiammifero e si raffreddano con un cubetto di ghiaccio. Ciò vuol dire che le case devono essere assolutamente isolate, molto isolate, in maniera molto seria, e devono produrre l'energia che gli serve per il riscaldamento e per il raffrescamento. Quindi devono essere case autosufficienti, ossia case passive. Si fa molto parlare negli ultimi 2 anni, 3 anni di classe energetica per le case, quando prima la classificazione energetica delle case non si sapeva cosa fosse. Vero. Quindi in questo momento c'è da capire che in futuro si dovranno avere delle abitazioni, degli involucri abitativi che comunque dovranno essere autosufficienti, case passive, case che non consumano, cioè che si autoalimentano con il sole, con il sistema geotermico, con tutta una serie di metodologie tecniche che ci sono, ma che non dovranno più utilizzare il gas, cose che già le nostre case non utilizzano, perché utilizziamo pompe di calore elettriche, piastre a induzione, eccetera. Non abbiamo più il gas nelle case, ma corrente elettrica, appunto. Bene, per tutte le case che ci sono invece già fatte? Si parla di riqualificazione del tessuto edilizio, quindi tutte le case esistenti potranno essere riqualificate, isolate e poi dotate di impianti tecnologici tali da poter arrivare a questo tipo di... Non ti voglio nemmeno domandare se tu sei pronto per tutto questo. Assolutamente sì, certo che è il nostro lavoro. Assolutamente. Passi il microfono ad Alessandro, perché ad Alessandro io ho per te la domanda delle domande. La super domanda difficile. La super domanda Vai finale. Sebastiano. Pronto Alessandro? Mettiti in cuffia. Perché è importante essere qui stasera? Adesso ci devi rispondere e illuminarci come hai fatto prima. Se ma io non la so sta domanda. No, però è così, funziona così, caro Alessandro. Perché è importante essere qui stasera? Guarda quanta bella gente, guarda. Guarda quante belle donne. Dunque. Guarda che da te mi aspetto veramente un miracolo. È importante perché noi siamo i predicatori, noi qua. Eccoli qua. Tutti vestiti in bianco, sì? Siamo i predicatori del futuro, quelli che dimostreranno che noi ci siamo, che noi stiamo andando avanti e che c'è la voglia di fare. Per questo siamo qua. Grazie Alessandro, grazie. Io vi ringrazio per tutta quanta la pazienza che avete avuto, ma credo che i contenuti siano stati davvero molto interessanti. La serata continua, quindi adesso c'è una sorpresa. Grazie e buona serata.